Morgan Faronato, Eleonora Marin, Gaia Molinari. Ancora con estrema urgenza un allenatore Team Veneto, subito dal giudice arbitro con estrema urgenza un allenatore Team Veneto, grazie. Lui però? La fermiamo subito. Anna. Vieni Anna. Ti tocca. Ci deve dare il via lui, aspetta. Ciao Anna, che dici di questa vittoria? Allora, sono contentissima, me l'aspettavo, vabbè, ha fatto il mio migliore e niente, mi sentivo molto bene in acqua, spero anche per le altre gare sentirmi così bene e... Top. E invece di questa stagione che dici, com'è iniziata? Allora, è iniziata molto bene perché vabbè, ho avuto anche una convocazione con la nazionale torni di fondo e spero che continui così. E del 2018 i tuoi obiettivi? Riccione assoluti e vabbè, ovviamente spero anche Roma. Grazie. Niente, grazie a voi. A voi. La prima serie assoluta dei 200 misti femminili. Alla 1 Arianna Rado, Hydros, in 2 Eleonora Beghi, Cloromania, alla 3 Alessia Claudia Schiavinato, Hydros, alla 4 Giulia Rebusco, Aquatic Center, Montichiari, alla 5 Eleonora Clerici, Como Nuoto, alla 6 Francesca Gallina, Aquatic Center Montichiari, alla 7 Francesca Spreafico, Gesti Sport. Intanto Alessandra Agnoato 43,66 frazione rana, Giulia Cantoni 43,80. Categoria assolute, ricordo comprende le categorie cadetti e senior, un'unica premiazione prevista per questa categoria. Ancora l'invito intanto al podio Lamberti, Lion, Vignoli, Crispo, Rosa, Bona. E dunque Alessandra Agnoato, già medagliata in carriera ai giovanili, si impone in questa Serie 2 in 2:22,74 davanti a Cantoni 2:27,02 e Marin 2:29,18.